Seconda tappa del Giro Bio, edizione 2011, partenza da Pescara e da lì lungo costa fino a Rodi Garganico. Partenza quindi dall'Abruzzo e arrivo in Puglia nello splendido scenario del Gargano. Una tappa pianeggiante, una tappa facile dal punto di vista altimetrico, se si esclude un finale un po' insidioso con i continui saliscendi tipici della zona del Gargano. Una tappa che però potrebbe riservare importanti sorprese, in quanto la zona è spazzata da un forte vento laterale, un vento che viene dal mare, che quindi metterà a dura prova gli atleti quest'oggi. Gli atleti della Mastro Marco Chianti Sensi Benedetti alla firma del foglio di partenza. Si riparte quindi con Moreno Moser in maglia rossa di leader della classifica generale. Qui vediamo il campione italiano della categoria per quanto riguarda la specialità della cronometro. Arriva anche la Danton Caparini Le Village e poi gli atleti del team Cerone. Insomma, vi dicevo, si riparte dalla splendida volata al gruppo ristretto vinta da Moreno Moser. Si riparte dall'Abruzzo e da Pescara, si arriva fino in Puglia. Gli atleti della nazionale svizzera alla firma del foglio di partenza. Abbiamo visto anche il campione italiano Stefano Agostini presente con la propria formazione, la Zalf Desiree Fiore, che tra le proprie fila vanta anche la presenza di Enrico Battaglin, uno degli atleti più attesi, la presenza di Manuel Bongiorno, e con le immagini siamo proprio alla partenza. Il via in questo momento per la tappa che condurrà gli atleti da Pescara a Rodi Garganico. Vediamo Matteo Di Serafino nelle primissime posizioni, grande protagonista nella tappa di ieri. Poi ancora gli atleti della Mastro Marco, qui li vediamo inquadrati in questo momento, e poi in maglia rossa, eccolo qua, Moreno Moser riparte quindi con le insegne del primato, l'atleta di Trentino che ha vinto la prima tappa disputatasi con arrivo a Martinsicuro. Lo splendido scenario della costa adriatica a fare da cornice a questa seconda tappa, davvero una seconda tappa che gli atleti stanno volando a medie altissime. La media della prima ora, ci segnala Radio Informazioni in corsa, è di 51 km orari, quindi partenza davvero a tutta per una tappa che dal punto di vista altimetrico vi ho detto che non regala particolari spunti, ma che saranno sicuramente gli atleti a rendere interessante. E infatti, come vedete, c'è una fuga cospicua, una fuga di una ventina di atleti sulla testa della corsa, quindi sarà importante anche capire adesso il vantaggio degli uomini inquadrati in questo momento dalle immagini, in quanto la fuga è importante. Vedete però altri gruppetti subito all'inseguimento, arriva il grosso del gruppo che accusa un ritardo di una trentina di secondi, non di più. Questo è il ritardo del plotone. Quando siamo ancora in Molise, tra non molto l'ingresso in Puglia, si continuerà a seguire la costa, quindi si transiterà tra la stretta lingua di terra che delimita il lago di Varano dal mare Adriatico, e quindi l'arrivo a Rodi Garganico nello splendido scenario che caratterizza queste zone. Vi dicevo della fuga che sta animando questo finale di tappa. Qui vediamo inquadrato Matteo Busato con il dorsale di gara numero 31. Poi è la volta di Daniele Aldegheri, vittima nella prima tappa di una caduta, l'atleta veronese del team Mantovani. Adesso prova ad allungare con il 39 Michele Gazzara, alle sue spalle si porta Cavasin del team Generali, Daniele Cavasin, e con le immagini adesso stiamo inquadrando il dorsale di gara 77, vale a dire Marco Bonan. Una fuga importante in quanto il vantaggio nei confronti del gruppo tirato proprio da Bonan è segnalato nell'ordine dei 2 minuti primi. Sulla testa alcuni nomi importanti, alcuni nomi pesanti, alcuni fra tutti sono proprio Busato, sono Gazzara, sono Cattaneo, questi gli uomini sicuramente più titolati che fanno parte del drappello al comando. Vediamo infatti che gli atleti del team Palazzago stanno cercando di ricucire Gabriele Pizzaballa, poi Nicola Gaffurini, questi gli uomini al comando. Gaffurini con il dorsale di gara numero 71 veste i colori della Delio Gallina. Insomma, un ritardo per il gruppo importante, un ritardo
che è segnalato nell'ordine dei 2 minuti primi. Una tappa pianeggiante ma con un finale insidioso, e quindi ci riprova ancora Michele Gazzara, atleta ben dotato in salita, ma non lascia spazio Busato. Poi ancora Aldegheri, Di Corrado, Mammini. Queste sono le prime posizioni del gruppo degli uomini al comando. Li vediamo inquadrati adesso. È proprio Daniele Aldegheri della Mantovani a fare l'andatura. Poi la volta, tanto siamo a 3 km dal termine. Eccoci qua con l'atleta in casacca Mastro Marco Chianti Sensi Benedetti, vale a dire Matteo Mammini. Poi transita anche Di Corrado. Intanto risaliamo perché è bella l'azione del campione italiano del cronometro per la categoria Under 23, ottima la sua azione. Alle sue spalle, come vedete, c'è anche una notevole selezione, in quanto questo tratto, lo vedete anche dalle immagini, particolarmente insidioso, con curve contro curve e continui saliscendi proprio sulle pendici del Gargano. Una tappa che si concluderà a Rodi Garganico tra un paio di chilometri dall'arrivo della seconda tappa. Intanto ci prova ancora Michele Gazzara, allunga ancora l'atleta della Trevigiani Dynamon Bottoli, qualche metro di vantaggio per lui. Intanto abbiamo visto Cattaneo, abbiamo visto Cavasin, abbiamo visto con il 45 Antonino Casimiro Parinello che chiude questo drappello. Intanto rimontiamo con la nostra telecamera a fare l'andatura, e ancora Gazzara, poi Mammini, Aldegheri che prova ad allungare. Poi abbiamo anche Di Corrado che si accoda al corridore veronese. Intanto 2 km al traguardo, prova ad evadere anche Mattia Cattaneo e chiude questo drappello Cavasin con Antonino Casimiro Parinello. Allungano quindi gli atleti, scatti e controscatti per cercare di scongiurare una volata. Ci prova Andrea Di Corrado, atleta non certo velocissimo, che quindi vuole provare la soluzione solitaria del team Colpac diretto da Antonio Bevilacqua in ammiraglia con Valoti e con il team manager Rossella Di Leo. Prova ad allungare in questo momento con la maglia del team Colpac Andrea Di Corrado. Bella la sua azione, guadagna qualche metro l'atleta della formazione bergamasca. Si riporta su di lui Matteo Busato della Zalf Desiree Fior con il dorsale di gara numero 31. Qualche metro di vantaggio per questi due atleti. Vedremo adesso cosa succede. Di Corrado qualche problema nell'affrontare questa curva e Busato ne approfitta, guadagnando a sua volta qualche metro nei confronti dell'atleta del team Colpac, quando siamo all'ultimo chilometro di gara in questa seconda tappa del Giro Bio edizione 2011, con l'organizzazione firmata da tutta la squadra del patron Giancarlo Brocci dell'ASD Giro Bio. Ancora due atleti al comando, abbiamo Andrea Di Corrado e Matteo Busato. Le formazioni sono quelle del team Colpac e della Zalf Desiree Fior, ma come vedete chiudono gli altri atleti che fanno parte del drappello al comando, e a questo punto sembra davvero impossibile scongiurare una volata per questi 15 atleti che fanno parte del drappello degli uomini al comando. Tra non molto entreranno nel rettilineo finale. Prova ad allungare ancora una volta Michele Gazzara, vedremo cosa succede anche dalle telecamere fisse. Siamo a 300 metri dal termine, Cavasin al comando, un'indecisione per l'atleta del Generali che parte lunghissimo. Alla sua ruota abbiamo Aldegheri con Antonino Parinello che prova ad uscire, ed è la volta quindi di Daniele Cavasin che va a vincere la seconda tappa del Giro Bio 2011 davanti a Matteo Busato, Daniele Aldegheri, Antonino Casimiro Parinello, Matteo Mammini, Andrea Di Corrado, settimo Oleksandr Polidova, ottavo Sharei Novikau, nono Mattia Cattaneo e decimo Konstantin Dimitri. Per quanto riguarda la classifica generale, il gruppo arriva con un ritardo di 2 minuti primi. La maglia viene indossata da Matteo Busato della Zalf Desiree Fior davanti a Daniele Cavasin della Generali Ballan con un secondo di differenza. Intanto la volata del gruppo vinta da Marco Zanotti. In terza posizione della classifica generale Sharei Novikau a 9 secondi di ritardo dalla maglia. Quarto Daniele Aldegheri a 10. Quinto Matteo Mammini con un ritardo di 12 secondi. Seguono Mattia Cattaneo, Antonino Casimiro Parinello, Michele Gazzara, Dimitri Koziakov, Oleksandr Polidova e Moreno Moser, l'ex maglia rossa di leader della classifica generale regione Toscana,
è 11° a 2 minuti e 08. La seconda tappa, quella più agevole dal punto di vista altimetrico, va a rivoluzionare totalmente la classifica generale e quindi si ripartirà con la terza tappa con la maglia di leader sulle spalle di Matteo Busato. Intanto festeggiamo Daniele Cavasin con patron Giancarlo Brocci, e questo è il podio: Cavasin in prima posizione, Busato in seconda, Aldegheri in terza. Siamo all'epilogo qui da Rodi Garganico e ci prestiamo quindi ad affrontare la terza tappa del Giro Bio, Giro Ciclistico d'Italia Dilettanti Under 27.